Ben ritrovati all'Arsenale Porta il Cinema in Salotto, rassegna cinematografica promossa dal Cineclub Arsenale in questo periodo di quarantena. È una rassegna che ci sta permettendo di far vedere o rivedere dei film che noi abbiamo reputato particolarmente interessanti del panorama nazionale e internazionale degli ultimi anni, e non solo. Ma soprattutto è una rassegna che ci sta permettendo di incontrare quelli che sono i protagonisti del cinema italiano, ed è oggi un giorno per noi speciale perché ringrazio veramente di cuore la regista e attrice Valeria Golino per esserci venuta a trovare. Grazie Valeria, grazie davvero. Buon pomeriggio. Ciao, allora è un piacere, dicevo, perché la rassegna ci permette oggi di far riscoprire quella che è la tua opera prima da regista, Miele. Un film, come dire, che ha partecipato a innumerevoli festival internazionali, andando a vincere tu stessa numerosi premi. Devo dire un'opera prima molto fortunata, oltre che veramente importante, soprattutto per il tema che tratta. Allora, io vorrei partire subito con una domanda su quella che è la psicologia del personaggio, cioè di Miele. Ovvero, è un lavoro quello che avete fatto con Francesca Marciano e Valia Santella, partendo dal romanzo originale, quindi a nome tuo, su un personaggio che poi ha le sembianze di Jasmine, veramente molto sfaccettato, particolarmente sfaccettato. È un personaggio attraversato da innumerevoli emozioni e, come dire, è carico veramente di molti lati, ecco, molto sfaccettato. Mi racconti qual è la Miele che avevi in testa e come siete arrivati a costruirlo, soprattutto partendo dal romanzo? Sì, devo dire che già Kovacic nel suo romanzo aveva raccontato questa ragazza che noi abbiamo chiamato Irene, che nel Irene o Miele, che nel romanzo si chiamava diversamente, adesso non mi ricordo più, forse Angela. Ehm, Lui aveva già, come dire, creato un personaggio molto corposo, molto interessante, di donna, molto anche quello che mi sembrava molto contemporaneo, Mhm. un personaggio femminile molto contemporaneo, non voglio dire moderno, voglio dire proprio del presente. E, e noi naturalmente poi abbiamo preso quel personaggio e noi tre, io e le mie sceneggiatrici, l'abbiamo filtrato chiaramente dalle nostre esperienze, dal nostro punto di vista, e poi da lì, cioè, è passato da Kovacic a noi, a Jasmine Trinca, che poi l'ha interpretata e che quindi poi è diventato quello che alla fine l'attore fa diventare veramente il personaggio, quello che poi sarà. Certo. Eh, noi avevamo scritto un personaggio molto molto simile a quello che avete visto, pensando senza dircelo a Jasmine fin dall'inizio, eh, senza che fosse mai veramente. Sì, ogni tanto ne parlavamo, però poi ho visto tante altre attrici, anche bravissime, per questo personaggio, però ecco, era come se Jasmine si fosse già presa il film ancora prima che io potessi deciderlo, non so come dire, si era intrufolata nel mio immaginario. E, ed è lei che, diciamo che l'incontro tra il mio punto di vista, che era questa donna anche probabilmente inizialmente in scrittura, forse ancora più nervosa, più scattante, più, ehm, come dire, forse ancora un po' più alienata, ancora più, di più di quanto poi lo sia Jasmine nel film. Il film. Eh, e quindi diciamo tra quello che io avevo pensato inizialmente e quello che poi lei ha fatto, poi succede quella cosa bella che succede appunto quando c'è un bravo attore. Lei gli ha fatto, no, gli ha dato ancora qualcosa in più di quello che io avevo immaginato. Allora, c'è una cosa che nel riguardare e rivedere il film ho notato particolarmente, ovvero Miele è un personaggio, Irene, insomma, è un personaggio che guarda la vita sempre attraverso un vetro, c'è sempre una distanza
nei confronti di altri personaggi, che siano personaggi, come dire, che la toccano, come dire, nel personale, nella vita quotidiana, o comunque anche personaggi, come dire, con cui lei entra in contatto. C'è sempre veramente un vetro. Il momento in cui c'è una scena in particolare in cui lei ritorna a casa dell'ingegnere, lei va verso una porta mentre lo sta cercando, vuole capire se è ancora vivo, e apre una porta che è una porta a vetri, anche quella. In quel momento entra verso, cioè si ha la sensazione che si vada realmente poi verso l'incontro con come dire, un contatto reale, ecco, non filtrato attraverso un vetro. È, come dire, quello che si dice in questi casi una pippa mentale, o effettivamente c'è qualcosa che vuole dire? No, devo dire che tutte e due. Ok, perfetto. Sia una mia piccola grande pippa mentale di quel momento, che ero tutta l'estetica del film, l'ho improntata su questa cosa dei riflessi, dei vetri, del doppio, dell'ombra che arriva prima cioè c'erano tutta una serie in cui i vetri erano, poi c'era anche una specie di scena di seduzione che era in una vetrina di un bar in cui appunto i due che si seducono non si toccano mai, c'è sempre un vetro. Sì, mi sembrava talmente evidente che, cioè, aveva un significato simbolico questo vetro, sempre queste divisioni, questi riflessi avevano un significato simbolico su cui io però poi non mi dovevo spiegare più di tanto, nel senso che dei simboli che devono essere recepiti da chi li vede, ma non sono necessariamente, come dire, cioè non ti si impongono. Ecco, secondo me il cinema è molto interessante quando puoi fare, proprio perché hai a disposizione le immagini, puoi mettere sotto traccia tutta una serie di significati che però, se lo spettatore non ha voglia di vederli, può continuare a vedere il film tranquillamente senza che essere disturbato, capito? Assolutamente sì. C'è una prima domanda che è arrivata via mail, è Donatella che ci scrive: ho potuto ammirarla a Venezia quando giovanissima ha vinto la Coppa Volpi ed anche quando pochi anni fa ha vinto per la seconda volta. Ruoli difficili di donne sofferte che la vita non ha premiato come difficile il ruolo di Trinca, della Trinca nel film. Questa consuetudine con il dolore è forse un'eredità che le deriva dalla sua origine e frequentazione della cultura greca, così permeata dalla grande tradizione dei tragici antichi? Auguri Donatella. Ciao Donatella, beh sicuramente io penso che tutti noi siamo permeati da tutto quello che, come dire, dal nostro ambiente, fin dall'infanzia, anche se semmai non approfondiamo le cose che ci sono intorno, però ce le abbiamo comunque intorno, quindi ne sentiamo parlare dai nostri nonni, piuttosto che poi leggendo un libro, piuttosto che a scuola, e soprattutto, appunto, io sono italiana e sono greca, quindi come dici tu è un po', come dire, anche semplicemente stando nelle tue città, guardandoti intorno, quindi che io non è direttamente collegato, cioè questa cosa del dolore, però penso che faccia parte anche della nostra cultura, anche della nostra cultura cristiana, se vogliamo, no? Certo. Allora, invece una domanda che volevo farti io riguarda la preparazione tua al tema, all'argomento. Ci sono stati degli incontri che hai voluto avere con familiari che sono entrati in contatto proprio con il tema dell'eutanasia, del fine vita, con associazioni, e nello stesso tempo come dire, ti sei rifatta o comunque hai guardato anche un certo tipo di cinema, penso al Segreto di Vera Drake o alle Invasioni Barbariche, giusto per dire forse dei film che per certi aspetti si avvicinano, no? Più belli, che si avvicinano al film e al tema che tratti. Dunque, allora erano due domande, no? La prima era se io ho avuto effettivamente... no, io personalmente solo quando facevo ricerca per il film ho avuto... Durante questa ricerca ho avuto dei contatti con persone che anche in altri paesi facevano più o meno
quello che fa il mio personaggio, non così illegalmente, ma sempre, insomma, sì, diciamo, anche sì, medici, anestesisti che lo hanno fatto. Ho parlato con persone, ecco, durante la ricerca del Sì, sì. film abbiamo fatto molti incontri interessanti e anche così che mi hanno anche turbata a volte, no? Con persone che si occupano di questo, sì. Ehm, rispetto invece, aspetta, perché era una doppia domanda. Sì, rispetto ai film che ti citavo, ma così come tanti altri rispetto Sì, all'argomento ci sono stati, se ti sei, come dire, se hai ma per guardato esempio anche... le invasioni barbariche, che trovo che sia un film bellissimo, come Vera Drake d'altra parte, però le Sì, invasioni barbariche che, che è un film che tra l'altro è stato fatto ma molto prima del mio e anche prima di Amour di Haneke, e anche anche, prima di La Bella Addormentata, è un film di certo. 10 anni prima, di 6-7 anni, cioè voglio dire, molto molto, forse è stato il primo film non solo a trattare quel tema in quel modo, ma soprattutto anche con un senso dell'umorismo, con una Sì, specie di vitalità, e quella è una cosa a cui io, come dire, guardo sempre con grande ammirazione quando si riesce a trattare con leggerezza e no, è molto più sorprendente. Ecco, non è detto che per esempio Amour di Haneke, che è un bellissimo film, sì. non è trattato con leggerezza, per Beh, niente. c'è da dire Anzi, che ha proprio un peso specifico del piombo, no? beh sì, Eppure assolutamente. è un bellissimo film, è un bellissimo film anche quello. Poi alla fine, appunto, io penso che ogni regista debba in qualche modo, oltre che guardare gli altri, alla fine riesce a fare quello che il suo punto di vista gli permette. Cioè, io penso che ogni regista, al di là di quello che vorrebbe fare, riesce a fare quello che sa fare, no? Certo. Haneke non potrebbe mai essere spiritosissimo, probabilmente, nel raccontare le cose, però riesce a fare un'altra cosa che solo lui riesce a fare. E così come il regista canadese meraviglioso ha quel tocco lì, e io capito, non lo so, e io non lo so che Ma no, no, non ma io, come dire, ti chiudo la frase, ora tralasciando, come dire, magari Miele, ma arrivando giusto per un attimo per citarlo alla tua opera seconda, Euforia, in quel caso sempre di malattia, cioè la malattia era comunque presente, io in alcuni momenti di Valerio quel tipo di ironia o comunque quel tipo di possibilità di alleggerire attraverso la risata sono presenti, sei riuscita perfettamente a trovarli, ecco, in quel momento. Quindi credo che sì, sia una caratteristica che hai fatto tua, ecco. che mi interessa, cioè che mi interessa, che trovo mi interessa i cambiamenti di tono, ma Sì, che anche in Miele, penso in maniera molto diversa perché era un film più univoco, mentre Euforia aveva altre complicazioni, però penso che anche in Miele tutte le volte che potevo divertirmi dentro la situazione l'ho fatto perché trovo che sia sempre così, insomma, sono come dei piccoli incidenti sì. mentre stai guardando una cosa che ti sembra di guardare, quella cosa lì, poi succede qualcosa che ti distrae ed è molto bello. Quando lo vedo fatto al cinema dagli altri mi piace, quindi li emulo, li, li Allora, imito. visto che dici questo, leggo una domanda che ci arriva su YouTube da Sergio, che chiede la passione per la specularità tra i personaggi, per l'azzurro nel colore degli ambienti e le superfici riflettenti, deriva da esperienze di messa in scena con registi come Piccioni e Crialese? Mm. Chiaro che lavorare con quei bravi, belli, insomma, ma bravi registi, grandi registi anche. Sì, È chiaro che ho guardato molto, è chiaro che poi secondo me appunto ognuno di loro ha una sua estetica certo. molto personale e poi sì, insomma, voglio dire, poi quando uno fa cinema cerca di fare delle immagini, insomma, è come
i colori, il modo in cui guardi le cose, insomma, cambiano la scena, subliminalmente cambiano la scena. È talmente importante il luogo in cui succede una cosa, no? Se è bello, se è brutto, se è grande, se è piccolo, se è luminoso, se è buio, se è colorato invece è grigio. Quindi tutte le volte è chiaro che sono domande che ci facciamo mentre giriamo un film. Ci mancherebbe la parte più bella, se vogliamo, questa, la Certo. parte della forma, dell'estetica. Cioè, se hai qualcosa da dire e poi ti puoi divertire a fare una cosa estetica bella. Poi secondo me il pericolo di diventare estetizzanti è sempre presente, cioè Sì, quando poi la chiaro. forma diventa che fagocita il contenuto e diventa più importante di quello che stai dicendo, allora il film forse si svuota e diventa un po' estetizzante. Se invece riesci sempre a stare, capito, lì a Sì, tenere sì. tutte le cose che vanno, allora è bello. Allora è bello. Allora, visto che stai parlando di forma, c'è un elemento su cui mi fa piacere ritornare, perché devo dire che Miele è un'opera prima, ma che veramente in tutti i ruoli tecnici ha dei grandissimi protagonisti del cinema. E allora penso al montaggio, perché Giorgio Franchini è in assoluto, a mio avviso, uno dei miti per chi ama il cinema, ecco, non si può non citare. E allora, proprio sulla questione del montaggio volevo chiederti, la cosa che ho trovato sempre molto interessante di Miele è il come siete riusciti, come dire, a fare, anche a volte apparentemente cozzare, delle scene, penso alla la prima bevuta di Lamputal che si vede, e immediatamente dopo lei che sta bevendo in discoteca il Gin Lemon o qualcosa del genere, ecco. Allora, mi racconti un pochino, sia per immagini che per musica, perché attenzione, anche da un punto di vista musicale vale la stessa scelta. Mi racconti un po' come avete lavorato proprio su questo aspetto? Beh, dunque, la musica, allora, allora, è chiaro appunto l'esempio che hai fatto, che è quello più, che è quello evidente, sono anche quelle cose che sono sempre un po' pericolose di montaggio quando vuoi fare no, vuoi Certo, passare certo. appunto da una cosa che è molto grave a una cosa invece molto leggera, che però è metterle in contrapposizione. Diciamo che lì ce l'abbiamo quasi, cioè, è andata bene, secondo me, è andata bene, però Funziona, sono sempre funziona. cose un po' rischiose. Però ecco, era importante in quel momento passare da quella scena che era così dolorosa e così struggente, anche cruda, Certo. a vedere la stessa persona nella sua vita privata che invece, come dire, ha quasi una vita privata normale, anche se poi invece uno si accorge che è una persona comunque un po' alienata, un po' solitaria, un po' ehm, emarginata anche se non si vede. Non Sì, si vede però perché ha degli amici, fa le cose normali che si fanno tra giovani, però c'è come sì, insomma, avete capito? sì, sì, Una assolutamente sì, marginalità, una sì, marginalità della sua anima, no? E assolutamente. quindi, e quindi questa cosa col montaggio, allora, intanto voglio dire appunto che Giorgio Franchini secondo me è veramente un montatore geniale, Sì, forse anche perché non ho mai montato con nessun altro, è quello che dico anche a lui. Mi certo. sembri così geniale perché è come una persona che si è sposata una sola volta, è stata con lo stesso uomo per tutta la vita. Chiaro. È il marito, l'amante più bello del mondo. Per me lui lo è, cioè è davvero ed è molto musicale. Cioè, Sì, Gio Franchini come montatore ha proprio una musicalità, sia proprio per quanto riguarda quando c'è la musica, che deve montare la musica, ma sia proprio chiaro. nel ritmo delle scene. Ehm, è molto, molto, molto a contrattempi, entra quando non te l'aspetti, esce un po' prima del dovuto, tutte cose che a me piacciono moltissimo, cioè entra ed esce dalle scene sempre in maniera inaspettata. Ehm, E, e quindi è molto. E poi in Miele diciamo che non c'è una colonna sonora, perché la Sì, colonna sonora
è diciamo, la musica che si crea per un film e le si mette sopra le immagini, no? Il commento musicale. Invece in Miele tutta la musica che viene perché viene da dentro al film, Sì, come diegetica. diegetica e Sì, diegetica. E quindi in questo caso è stato molto bello con Miele perché non avendo diciamo, un commento musicale singolo, che non doveva, poteva essere, cioè poteva diventare tutto la musica, potevo chiaro. spaziare molto di più perché era tutto incidentale, diciamo, fintamente incidentale, quindi potevo passare appunto dai Talking Heads a Bach, a Granados, a Tom York, senza dover giustificare, perché anche se ogni volta la musica che sta lì per un motivo molto importante e serio, Certo che eh, sì. lo potevo travestire da appunto da altro, dal fatto che invece sta succedendo nel film, ecco. Sì, e tra l'altro, come dire, aggiungo anche una cosa, un film come Miele per un montatore è particolarmente complesso perché veramente è un continuo turbine. Ora, senza voler andare verso troppo e svelare nulla, no? Rispetto al finale e quant'altro, però la vita di Miele è un perenne turbine, lei non sta ferma quasi mai e quando sta ferma per un attimo è pronta a ripartire perché comunque non riesce mai realmente a riposarsi. Soprattutto avete spinto molto, la cosa interessante è penso sulle scene nel mare o la bicicletta, insomma è una donna che cerca di portarsi all'estremo sempre e questo secondo me un montaggio come il suo lo restituisce molto molto bene, ecco. È vero, poi devi anche però calcolare che al di là di tutto quello che ci diciamo, viene anche pensato come, in qualche modo come una storia d'amore, Sì, che è una storia d'amore tra questa ragazza e questo ingegnere, si sviluppa come una storia d'amore. sì, Quindi diciamo sotto tutte insomma, i temi seri, esistenziali sì, e anche sociali, se vogliamo, c'è anche semplicemente un incontro tra due persone che probabilmente non si sarebbero mai incontrate, quasi da commedia romantica, se vogliamo, quasi sì, da commedia romantica, è solo che lui ha 75 anni e lei 28, ecco. sì. Però, però si innamorano, c'è proprio una comunione. Sì, Sono... e in questo la musica sarà molto d'aiuto, ma davvero non sveliamo nulla. Allora, iniziano ad arrivare tra Facebook e YouTube, leggo, delle domande chiaramente che fanno riferimento a quella che è la tua straordinaria carriera. Allora, ti leggo intanto una prima. Su YouTube ci scrive Tuono Pettinato, che è un nostro caro amico fumettista. Ciao Valeria, sono di Pisa e figlio mio infinitamente caro, per me è un piccolo cult movie. Ti va di raccontare quell'esperienza? Tra l'altro uno dei tuoi primissimi film a memoria. Sì, sì, ho fatto 18 anni su quel film, se non mi sbaglio. Proprio era durante il periodo del mio compleanno, ho compiuto 18 anni, quindi se ti devo dire che mi ricordo tantissimo, cioè mi ricordo poco, sono passati, ahimè, un bel po' di anni. E, mi ricordo che era appunto in qualche modo il mio primo ruolo serio, no? Il mio primo ruolo serio da coprotagonista in un ruolo drammatico serio, ecco come dire, con un regista che era Valentino Orsini, Orsini. sì, che era con Ben Gazzarra, con Mariangela Melato Sì. e anche con Sergio Rubini al suo primo film, che Sì. era un po' più grande di me, che aveva già fatto teatro e tutto, e faceva il suo primo film. Ed era a Pisa e mi ricordo, sì, che non è stato facilissimo, ecco, non è stato facilissimo perché no, non è stato facilissimo. Perché era un ruolo difficile, era una ragazzina appunto di 17 anni che era una tossicodipendente, amante del figlio di Ben Gazzarra, che era appunto Sergio Rubini, Sì. e- ed era il mio primo ruolo difficile, così tra virgolette difficile, insomma sono stata abbastanza... tra l'altro penso che mi abbiano doppiato, ecco, questo me lo ricordo.
Ah, Mi hanno doppiato. Eppure ero brava nel film, alla fine ero brava nel film. Brava, insomma, ho fatto quello che dovevo fare, però ero doppiata perché ero ancora quel momento in cui la mia voce non era, come dire, avevano paura della mia voce, ecco. allora, proseguo nelle domande che vanno a ripescare nella tua filmografia. Michele su Facebook ti scrive: la prima volta che l'ho vista in un film era in Hot Shots, uno dei miei cult personali. Può raccontarci qualcosa di quell'esperienza legata a quel film, al suo sequel, chiaramente? Sì, è un cult, devo dire, Valeria, di molti. Ecco, questo è un dato di fatto. È un film che a suo modo è entrato forse nel decalogo veramente nella top 10, diciamo, delle commedie di un certo genere. Ehm, Dunque, era veramente incredibile lavorare con queste persone, cioè erano il regista, i produttori, Jim Abrams, i fratelli Zuckers, erano tutto un gruppo appunto di filmmakers, eh, talmente strani, talmente intelligenti, con un senso dell'umorismo talmente particolare, c'era una tale vitalità e anche, devo dire, allegria nel fare quelle cose, grande, penso, veramente invenzione, immaginazione, anche spregiudicatezza, ecco. Sì. C'era una grande spregiudicatezza anche nel tipo di battute, nel tipo di situazioni comiche, c'era anche il politicamente scorretto, c'erano tutta una serie di cose probabilmente che adesso vanno molto meno di moda. Ed era tutte e due le occasioni, poi sai, erano film fatti con tanti soldi, tutto questo in America, no? Con Sì. tanti soldi, in cui appunto eri ben trattato, ben pagato, i film li vedevano, non lo so, facevi questi due film, 200, ha fatto, non so, 250 milioni di Di dollari, dollari. per cui sai, dici, beh, cioè, anche se poi la prima volta che sono stata scelta per farlo e poi che ho visto il film, l'ho guardato incredula, cioè io venivo appunto da Napoli, poi era proprio una roba che non mi apparteneva, non mi apparteneva. Dicevo, ma chi lo andrà a vedere questo film? Ho pensato. E invece... E invece, però devo dire, ecco, ho solo bei ricordi, Beh. di quelle esperienze lì. Allora, Anche andiamo con dal... Charlie Sheen, ecco, vorrei che sia chiaro, anche con Charlie Sheen, che è il protagonista ed è adesso negli anni è stato, insomma, non lo so come viene considerato, però all'epoca era un ragazzo super simpatico, gentilissimo, insomma, mi sono trovata molto bene con lui. Allora, dal passato arriviamo al contemporaneo. Paolo su YouTube ci chiede come è stato lavorare con Céline Sciamma in Ritratto della giovane in fiamme. Sai, è stato Céline Sciamma è una mia amica, per cui, come dire, ero a mio agio, nonostante il fatto che io sono arrivata sul film quando le riprese erano già cominciate da 4-5 settimane, era forse l'ultimo o la penultima settimana di riprese, quindi sono arrivata in un film in cui erano già tutto molto, come dire, si erano già create tutte i sodalizi, l'atmosfera del film, il tipo di... ecco, sono arrivata un po' come una turista all'ultimo momento, ehm, però ecco, nonostante questo, conoscendo molto bene Celine, avendo anche molto, anche con lei, un grande divertimento proprio, un grande divertimento, anche se non si vede nel film, perché il film invece ha un'altra... Certo. così è un film molto più formalmente molto ecco, non è divertente, però ci siamo divertiti a farlo. Ecco, ci siamo molto divertiti a farlo. Allora, io leggerei un'ultima domanda e, come dire, faccio una coda anche con una mia considerazione domanda. Francesca su Facebook ci scrive: quanto è difficile lavorare con attori e attrici con cui si è amici nel privato? E io ti aggiungo anche un'altra domanda, ovvero
pensando anche alla scelta che lo stesso Valerio Mastandrea ha fatto con Ride, tu stessa hai deciso nel tuo primo film da regista di non comparire come attrice. Quindi ti chiedo se anche questa cosa l'hai sempre voluta tenere a mente, ovvero quando sarò pronta per passare dietro la macchina da presa, io, come dire, là dietro sto, ma davanti no. Ecco, questa è un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché è una scelta appunto condivisa anche da tuoi altri colleghi. Sì, da pochi, da pochi, perché quasi tutti gli attori che fanno i registi di solito compaiono nei loro film, Sì, quindi sono molti di meno gli attori che non compaiono. Detto questo, io non è detto che non lo faccia, non è detto, cioè, certo, non voglio che diventi nemmeno un tabù per me, dico, quando chiaro. vado a un film in cui come dire, mi impedisco di pensare che posso essere dentro al film. Non è ancora capitato, però può darsi che capiterà. Diciamo che non è vero, non è ancora capitato, non l'ho ancora voluto perché appunto i primi film sono il primo e il secondo film, mi sembrava di avere molte più cose, insomma, troppe cose a cui pensare piuttosto che. Certo. Detto questo, sì, non è detto che non succeda E un lavorare giorno. con amici, da questo punto di vista, attori amici nella vita privata. È bellissimo perché in un certo senso, come dire, la conoscenza che abbiamo uno dell'altro, ti evita tutta una serie, no? Insomma, ci sono meno filtri, meno anche, come dire, cordialità, si arriva più facilmente a dirsi delle cose perché si è abituati a parlare, quindi quella cosa è bella, cioè la complicità è bella. Qualche volta però appunto quando lavori con estranei, non con amici, hai anche meno paura di deluderli, perché sai, un amico, soprattutto se tu sei il regista e chiedi a un tuo amico di venire o a una tua amica, come è stato per esempio in Euforia con Isabella Ferrari, Valentina Cervi e Jasmine Trinca, ho chiesto a tutti e tre di venire a fare un ruolo nel film. Ecco, c'è la preoccupazione della delusione e secondo me anche per l'attore rispetto al regista, se il regista è un tuo amico, ecco, puoi avere, no, quella cosa in più, in più di non volerli Certo. deludere, però è anche divertente quando si sta con gli amici, su. È anche Valeria, abbastanza. stanno continuando ad arrivare tante domande. Io sarei per leggerne forse un'ultimissima, davvero, poi andiamo in chiusura. Gabriella su Facebook ci scrive: buon pomeriggio e grazie per questo incontro. Volevo chiedere a Valeria quali sono state le maggiori paure che ha provato in questa nuova avventura da regista. Complimenti, un film straordinario. Ah. Ma sta parlando di miele? Sta parlando di miele. Sì, beh, per me è stato veramente incredibile, ecco, fare il passaggio tra l'essere attore e, e poi invece diventare appunto il regista del film, comunque l'autore del film, perché insomma è una cosa che forse avrei voluto fare da molto prima e che mi sono sempre vergognata forse è una parola grande, però insomma per pudore o per insicurezza ho aspettato tanto e quando poi finalmente mi sono trovata, tanto ho visto che lo posso fare, no? Miele è stato anche così, insomma, mi ha rivelato che ecco, si può fare. E poi anche un grandissimo proprio piacere, grandissimo piacere nel guardare gli altri, nell'immaginarmi gli altri. Cioè, è proprio il contrario di quando sei un attore che sei guardato, sei immaginato dagli altri. Questo è proprio invece l'opposto e che forse è quasi più consono alla mia natura. Bene, e allora in attesa a questo punto, come dire, visto che sappiamo che non aggiungiamo nulla, però stai lavorando, lo possiamo dire, a quello che sarà la tua opera terza, comunque insomma speriamo veramente di vederti presto tornare dietro la macchina da presa. Valeria, noi ti ringraziamo veramente di cuore per questo incontro
Grazie a voi, grazie mille. Speriamo vivamente, passato tutto questo, di poterti avere nostra ospite a Pisa, laddove tutto quasi è cominciato, come giustamente dicevi prima rispetto al film di 18 Orsini. anni, 18 anni. Sì, e allora veramente grazie di cuore Valeria. Ciao, grazie Antonio, grazie a tutti. Un Buon abbraccio pomeriggio. forte. A Ciao. te, ciao di nuovo. Ciao.